Bentornati e bentrovati a Storia, il programma che ogni giorno cerca di raccontarvi un pochettino la storia dell'Occidente per ritrovare un po' i frammenti della nostra storia. Ogni genere letterario, quando comincia, ha un padre nobile che ha sempre due caratteristiche. Da un lato è un personaggio che sicuramente ha inciso in qualche modo, più o meno misterioso. Omero, ad esempio, non si sa neppure se sia esistito, eppure un personaggio di quel calibro deve esserci in qualche modo stato. Dall'altro, a questo personaggio si attribuiscono poteri infiniti, perché è il primo che scrive certe cose, quindi essendo il primo gli si attribuisce una capacità e una prolificità e una produzione anche enorme. Ecco, secondo la tradizione greca, tutte le 500 favole e passa che ci sono giunte per via manoscritta sono state scritte da un signore che si chiamava Esopo. La cosa è vera fino a un certo punto, diciamo che usando un termine un po' moderno, Esopo era un brand, c'era un marchio, come ci sono diversi marchi che non possiamo dire per evitare di fare pubblicità a qualunque cosa. Ecco, quando tu prendi una cosa, gli metti addosso un marchio popolare, quella cosa assume un valore importante. Dire che una favola l'aveva detta Esopo, l'aveva scritta Esopo, voleva dire che la favola era bella, era sicuramente bella, un po' come uno va al cinema a vedere il film del suo regista preferito e uno si aspetta che il film D sia stato fatto da quello lì e quindi si aspetta una certa determinata qualità del prodotto. Così, uguale, identico, avveniva per le favole. E le favole di Esopo che caratteristiche avevano? Beh, avevano sempre nel 90% dei casi direi protagonisti gli animali, animali che impersonavano un po' i vizi e le virtù del mondo umano, no? C'erano gli animali più rapaci, gli animali più predatori e gli animali invece più miti, più pacciocconi, no? E le storie di Esopo raccontavano sempre di animali miti e pacciocconi che finivano sempre un po' ostaggio dello scherno di questi animali rapaci, ma che alla fine con l'arguzia, con l'ingegno, con la capacità di risolvere situazioni abbastanza interessanti ed equivoche, se la cavavano sempre, no? E quindi la morale era sempre, nelle favole di Esopo, la morale è sempre che alla fine il più debole, il più mite, ha più risorse di quello che tu ti aspetti. E negli anni 60, sulla scorta del 68, Esopo era stato definito un autore conservatore, un autore estremamente reazionario, un autore addirittura bollato come un autore di destra. Ora è evidente che all'epoca di Esopo lui stesso non sapeva neanche cosa fossero queste categorie sociopolitiche. Sicuramente c'è del vero e c'è del pretestuoso. Il vero che cos'è? Cioè, per Esopo il punto non era cambiare il mondo, il punto non era che gli animali miti improvvisamente diventassero predatori, il punto non era sostituire coloro che erano al potere. Per Esopo il punto era cercare di capire che in ogni situazione c'era una strada, c'era una possibilità e che quindi anche nella vita quotidiana più strana, più assurda, c'era la possibilità di una strada, di un piccolo cammino per tutti. E questo è sicuramente un fatto che rende molto pretestuosa l'esegesi che veniva fatta di queste favole negli anni 60. Tuttavia è vero che Esopo è un autore del quieto vivere, cioè le favole di Esopo non hanno mai fatto male a nessuno e non sono state mai vietate in nessun regime perché raccontano di persone che vivono una mediocrità, una medietà che non aspetta di essere redenta, che non aspetta di essere sconfitta, ma con la quale è possibile imparare a convivere, imparare a stare insieme. Quindi vedete le favole che sembrano delle cosine così stupide, come in realtà portano con sé tutto un mondo, tutta una capacità di lettura di una certa epoca storica. L'epoca storica di Esopo era l'epoca in cui bisognava fare attenzione, era l'epoca della prudenza, e quindi tutte le favole prudenti erano favole di Esopo, le favole invece un po' che osavano venivano un po' messe fuori dal commercio perché non erano favole che erano ben viste dalla società dell'epoca e forse non lo sarebbero neanche oggi. Dopotutto le favole servono ad andare a letto con bei sogni e non con incubi e un motivo certamente ci sarà. Lo raccontiamo qui, lo raccontiamo a Storia domani.